Amici del calcio a 5 italiano, eccoci di nuovo collegati col mini palazzetto di Cesena intitolato alla memoria di Paolo Paganelli. Stanno scendendo in campo le formazioni della Futsal Cesena e del Mestre Fenice. Sta per iniziare la prima partita del girone A di Serie 2 Elite, quinta giornata di andata. Si salutano al centro del campo i due capitani, Mazzon per gli ospiti che giocano in divisa arancione, portiere completamente bianco. Dall'altra Simone Pasolini per la Futsal Cesena con la divisa dorata, il portiere completamente nero. La triade in casacca azzurra che dirigerà l'incontro è composta dal primo arbitro, il signor Emilio Viviani di Nocera Inferiore, il signor Antonio Daddato della sezione di Barletta e infine il signor Giovanni Agosta al crono della sezione di Rovigo. Diamo una lettura partendo dalla formazione ospiti con Mister Landi che schiera con l'1 Diodoardo, con il 3 UNU, con il 4 Franzoi, con il 6 Vailati, l'8 Ruzzene, il 9 Bellu, il 10 capitano Luca Mazzon, l'11 Crescenzo, il 12 Zanotto, 17 Bui, il 22 Castiglio, il 28 Genovesi. Cerchiamo di capire chi sarà l'archero, l'estremo difensore schierato dalla formazione ospite, perché ne hanno portati 3 e sino all'ultimo non era ancora chiaro chi sarebbe stato il portiere titolare. Dall'altra parte mister Roberto Osimani riporta in campo Andrea Montalti, fa il suo esordio in campionato al rientro da un intervento subito questa estate, il numero 2, il veterano Enrico Zandoli, poi con il 5 Capitan Pasolini, il 7 Dentini, il 9 Achimi, l'11 Gardelli, il 14 Traversari, il 18 Ferri, il 20 Lucchese, il 21 Pieri, il 22 Pastini, il 23 Jacopo Pritoni. È tutto pronto per il calcio d'inizio. Batterà la Futsal Cesena che attaccherà dalla sinistra verso destra come di consueto. Il quintetto di partenza per la squadra di casa è composto da Montalti in porta, Pieri come ultimo, Achimi e Dentini nelle rispettive bande. In attacco il bomber Cristian Sanchez Gardelli. È iniziata la partita con la Futsal in possesso di palla. Futsal che manovra con Achimi, poi Gardelli, Pieri, ancora Dentini, tenta una finta, Mazzon subisce il blocco di Pieri, cerca un passaggio per Gardelli che va a guadagnare una rimessa laterale. In fase d'attacco la Futsal Cesena in questo inizio. La conclusione di Achimi toccata da UNU, Carlo UNU, anche lui un veterano ormai della Serie A2. In campo insieme a lui Vailati, Capitan Manzon e Bui, Barnaba Bui, classe 2004, sempre giocatore molto interessante questo per il Mestre Fenice.
rimedia una rimessa laterale sulla linea di metà campo. Hakimi che va subito a cercare Gardelli, pallone lungo. Zanotto, il portiere scelto da mister Landi per il ruolo di titolare in questa partita, ha rimesso in campo il pallone. Ora manovra in attacco il Mestre Fenice. UNU, banda destra, lo scambio, Gardelli, UNU, conclusione sul fondo. Stati d'animo leggermente differenti per le due formazioni. Il Mestre Fenice viene dalla sconfitta interna subita ad opera della neopromossa Atlante Grosseto per 6-4 nel turno precedente. Futsal che invece ha dato continuità ottenendo il terzo risultato utile consecutivo, andando a pareggiare sul campo della Real Fabrica per 2-2. Montalti ora passa da metà campo, va a cercare Gardelli, lo trova, ma il controllo è difettoso. Può ripartire Zanotto per il Mestre Fenice. Subito di prima velocizza il gioco il Mestre Fenice. Pieri è costretto a rifugiarsi in rimessa laterale. Protesta Hakimi, ma è rimessa laterale per gli ospiti. Attenzione, Bui sul pallone, lo scambio con Mazzonna, conclusione, il contrasto di Gardelli. Ancora Bui sulla palla per questa rimessa, si muove Vailati, riceve lo scambio tra i due. Bravo Bui a cercare e trovare UNU che va alla conclusione molto defilata. Montalti sul suo palo fa buona guardia. Comunque primo tiro in porta della partita dopo 2 minuti e 12 degli ospiti. Ora risponde Cesena con Hakimi, ci mette un piede Bui. Rimessa laterale per Dentini, è già sul blocco dei cambi traversari per i bianconeri, mentre piano piano il mini palazzetto Paolo Paganelli va riempiendosi come di consueto. Il lungo lancio di Montalti, molto lungo, lungo per tutti, direttamente sul fondo. Dicevamo appunto dell'ultimo turno di campionato e della situazione di classifica che vede la Futsal con 7 punti. Attenzione, va ai lati, non ci arriva per poco sul rinvio con le mani di Zanotto. E dicevamo appunto della Futsal a quota 7 punti, Mestre Fenice che divide l'ultimo posto con il Rovereto con un solo punto. Situazione di classifica complicata per la squadra veneta e adesso Hakimi inizia con il gol del vantaggio della Futsal Cesena. Straordinaria conclusione di destro, angolatissima, scambio con Dentini che ha lasciato lì il pallone e il giocatore ispano-marocchino numero 9 della Futsal non ci ha pensato un secondo, è andato alla conclusione immediata. Palla che probabilmente, molto probabilmente è passata sotto a un paio di gambe. Zanotto l'ha vista veramente all'ultimo secondo ed in più il tiro era veramente molto molto angolato. Quindi dopo 3 minuti cambia il risultato, va in vantaggio la squadra di casa. Futsal avanti 1-0, la rete di Hakimi, ancora Futsal che manovra. C'è già una prima girandola di cambi, vediamo in campo per il Mestre Fenice Castiglio che è andato in contrasto proprio adesso su Hakimi.
mentre dall'altra parte Osimani ha fatto entrare in posizione avanzata Traversari, chiamando in panchina Gardelli. Quindi Castiglio, Vailati, Mazzon. Attenzione, Mazzon ora immediatamente per Castiglio, subito in avanti la Mestre Fenice, il Mestre Fenice, che però con Castiglio trova solo una conclusione sul fondo. Partita sbloccata, attenzione, Traversari! Il raddoppio della Futsal Cesena. La gran palla di Hakimi, che ha visto il movimento di Ricky Traversari appena entrato. Che spalle alla porta ha controllato e si è girato in un fazzoletto, una giocata da pivot navigato e ha beffato Zanotto. Ora finisce a terra Castiglio, si ferma il gioco. Nulla di fatto, si prosegue, quindi 4 minuti, 2-0 per la Futsal Cesena, partita che si è incendiata, mentre viene ora fischiato il primo fallo dell'incontro, fallo fischiato ai padroni di casa. Andrà il Mestre Fenice a battere questa punizione. Tabellino subito sporcato praticamente alle prime 2 azioni vere della partita. È passata la Futsal, avvio shock per la squadra ospite, ma la partita è ancora lunghissima, quasi 16 minuti effettivi solo nella prima frazione ancora da giocare. Castiglio sulla palla, punizione proprio di fronte alla panchina della squadra di casa. Il movimento di Vailati, la palla rimane lì, la calcia via Pieri per evitare guai ulteriori. Alza la pressione la squadra di casa. Mazzon però con calma per Crescenzo, appena entrato. Mazzon ancora all'indietro per Vailati, che deve uscire. Riparte ora il Mestre Fenice. Palla avanti per Castiglio. Castiglio spalle alla porta. Si gira, offre a Mazzon, serie di finte di Mazzon, ancora Castiglio, conclusione alta. Si fa sentire la squadra in divisa arancione dalle parti di Montalti con questa conclusione pericolosa di Castiglio. Ancora Traversari tra due, poi arriva Pasolini, appena entrato in campo il capitano della Futsal al posto di Dentini. Pieri ora fa buona guardia su Castiglio. Ritmi che si sono velocizzati immediatamente dopo l'1-2 della Futsal Cesena. Castiglio ancora, su di lui Hakimi, lo spinge lontano Hakimi. Castiglio cede a Crescenzo, lo scambio con Mazzon, a cercare Bui, arriva Traversari, si becca il fallo e c'è anche il cartellino. Non abbiamo capito. È stato fischiato un fallo subito da Traversari ed è stato ammonito Traversari. È da spiegare questa cosa, però obiettivamente no. Ok, abbiamo rimediato. C'era stata una piccola incomprensione da parte dell'arbitro. Quindi primo fallo commesso dal Mestre Fenice e ammonizione per Barnaba Bui. Bravo l'arbitro a comprendere l'errore e a ravvedersi immediatamente, può capitare. Hakimi, conclusione sul fondo. Quindi anche primo ammonito dell'incontro, il classe 2004, giocatore importante della Mestre Fenice. 5 minuti e 30 praticamente sul cronometro effettivo. Avanti la Futsal 2-0. Mestre Fenice che si schiera ora a ridosso della metà campo. Si muove Traversari, servito Pasolini. Palla per Traversari sulla banda sinistra, muove la palla alla Futsal.
È alto però il pressing del Mestre Fenice, efficace. Hakimi deve buttare via il pallone. C'è stato però un tocco di un giocatore ospite, quindi sarà rimessa laterale in fase d'attacco per gli uomini di mister Osimani. Pieri sulla palla, ovviamente si candida a toccare verso la porta Youssef Hakimi. Lo scambio con Pieri, la conclusione angolata sul secondo e Traversari è rimasto leggermente in ritardo. Buona idea questa. Pressing alto ora guidato da Capitan Pasolini, poi Bui, Hakimi in anticipo, ancora Pasolini tra due, ne viene fuori di nuovo Bui, poi Crescenzo da quest'altra parte, avanza il numero 11, lo scambio di nuovo con Bui, è entrato Ruzzene, poi attenzione a Castiglio, si muove Castiglio, serve il suo compagno, il palo e la conclusione di Castiglio, palo clamoroso di Ruzzene. Immobile Montalti, una saetta, partita di punta, di sinistro, di punta da parte del giocatore numero 8 del Mestre Fenice e occasionissima per gli ospiti per dimezzare lo svantaggio. Ancora Bui, fermato da Dentini, Traversari, lo scambio tra i due, ma ci pensa Ruzzene a scippare il pallone, ancora Ruzzene, ancora Montalti, si salva in corner. Adesso gli ospiti premono sul gas. (13:10 al termine), Crescenzo, conclusione fuori misura, ma si è fatto sentire il Mestre Fenice con due conclusioni del numero 8, altro giovane interessante, classe 2005, Christian Ruzzene, che ha colpito prima il palo e poi ha costretto Montalti ad una difficile parata. Adesso però un po' di confusione nella retroguardia del Mestre Fenice, quindi va a battere un corner. Traversari, corto per Pieri, alza la mira, il numero 21 della Futsal Cesena, nulla da fare. Scorre il cronometro, 7 minuti e passa, quando Pieri va a proteggere questo pallone, chiede la collaborazione di Montalti all'indietro, alza la testa ora il numero 1 della squadra di casa. Attenzione, Gardelli anticipato, Traversari non ci arriva, poi Gardelli ancora in pressing, guadagna un'altra rimessa. Non ha mollato Cristian Gardelli, che è rientrato in campo in posizione avanzata, riportando Ricky Traversari sulla banda sinistra. Da quest'altra parte Ciccio Dentini, è rientrato anche Uenu. Traversari prova ad andare via, Ruzzene lo ferma in fallo laterale. Muove palla ancora la Futsal Cesena, partita che si è parecchio ravvivata, 2 gol, un palo, altre 2 occasioni per parte importanti. Ora Pieri, Uenu, poi Dentini, lancio lunghissimo, Gardelli di testa sull'uscita di Zanotto, è forse un pochino avventata in quell'uscita. Alla fine però ha messo spavento a Gardelli, che non è riuscito a controllare la sfera. Riparte ancora Crescenzo, lo scambio con Vailati, poi Uenu in posizione di pivot, difende palla alla grande, poi però con la palla ci litiga un po' Vailati, perde il controllo. Pieri cede a Montalti, alza la testa, va a cercare Gardelli, anticipato Gardelli di testa, Dentini lotta, Pieri la butta in avanti, Vailati in anticipo su Gardelli che gli frana addosso, fallo. Seconda fischiata ai danni della Futsal Cesena, troppo irruente Gardelli da tergo su Vailati. Attenzione, ora Vailati ha spazio sulla sinistra, può provare ad andare,
Gardelli però lo rimonta, però Vailati gli porta via il pallone, uno scambio con Uenu, attenzione Ruzzene, miracolo di Montalti, occasione enorme, poi Traversari, Dentini, Traversari, incredibile, la parata clamorosa di Montalti su Ruzzene che ha calciato da 1 metro, è partito il contropiede, Traversari magistrale a scambiare con Dentini, a infilare la sua personale doppietta, 3-0 per la Futsal a 11:34 dal termine. Situazione davvero favorevole ora alla squadra di Osimani, 3 gol in vantaggio in nemmeno 9 minuti, ma l'ultima rete propiziata da Riccardo Traversari, il 2005 talento della Futsal Cesena, è venuta dopo una occasione clamorosa per la squadra ospite, una bella azione manovrata partita dalla banda sinistra d'attacco del Mestre, con Vailati che ha fatto un triangolo con Uenu, ha messo palla in mezzo, è arrivato Ruzzene, ha calciato veramente da 2 metri dalla porta e Montalti è riuscito, spostandosi sul secondo palo, a respingere il pallone. Sembrava fatta per il gol del 2-1, ma sulla respinta è partito il contropiede orchestrato da Traversari, scambio con Dentini, palla di ritorno sul secondo palo, Ricky Traversari puntuale per battere ancora Zanotto e segnare il 3-0, veramente una beffa obiettivamente per gli ospiti che avevano creato un'occasione notevole. Mazzona ancora, Ruzzene, conclusione, ancora Montalti. Gardelli poi litiga col pallone e non molla però la squadra di Mister Landi, davvero obiettivamente meritevole di almeno una rete fino a questo momento. Uenu ancora col sinistro a cercare di mettere in mezzo, poi Capitan Pasolini la ferma lì, Gardelli anticipato, Gardelli può andare, troppo lungo il pallone, può battere il fallo laterale ora il Mestre Fenice. Partita bellissima, ora Uenu la mette giù, è molto bravo a controllare il pallone, il pivot del Mestre Fenice, davvero difficilissimo poterlo anticipare. Dentini adesso, pregevole l'assist del numero 7 bianconero per Traversari. Hakimi centrale, ma si era spostato a disegnare la mezzaluna per rientrare Gardelli. Ora Vailati, Uenu la mette giù, Uenu, Mazzon lo segue Hakimi, Mazzon reclama, è arrivato dritto per dritto Dentini. Discute un po' con l'arbitro il capitano del Mestre Fenice, ha subito effettivamente un contrasto che gli arbitri però non hanno sanzionato. 10:30 da giocare, 3-0 per la Futsal Cesena, che può ancora manovrare in fase d'attacco. Dentini ora, è uscito Gardelli, è rientrato Pasolini, in campo invece Ruzzene, Uenu, Mazzone e Vailati per Fenice Mestre, anzi Mestre Fenice, Dentini, l'uscita di Zanotto, poi attenzione Ruzzene deve gestire il pallone ma si era trovato senza marcatura, palla ancora per lui, attenzione su di lui Pasolini, bravo Pasolini in contrasto, ma passano tutte dal numero 8 del Mestre Fenice le azioni offensive della squadra ospite. Mazzon, Vailati, Pasolini in anticipo, può andare il capitano, in contrasto su di lui, la conquista ancora il capitano, poi Vailati, Uenu contro Montalti, lo scambio, arriva ancora Pasolini, protesta con l'arbitro Pasolini per una trattenuta, si era visto un pantaloncino diciamo in misura XXL in effetti. Fatto sta che si prosegue a giocare. Conclusione, ancora Pasolini a proteggere la propria porta, conclusione di Mazzon da lontano.
Ancora Vailati per Masson, pallone toccato da Traversari. Ancora il Fenice Mestre con Masson a cercare Uenu, lo scambio con Masson, la conclusione di Masson alta, fuori misura. Però giocando sempre palla sul numero 3, il Mestre Fenice trova sempre un punto di riferimento molto avanzato, poi è bravissimo anche Uenu a distribuire palloni a destra e a sinistra per i compagni che possono salire e andare alla conclusione. Match fermo a 9:42 per il time out chiamato da mister Osimani. Il Mestre Fenice si era già giocato la chiamata del time out dopo aver subito la rete del 3-0. La seconda messa a segno da Ricky Traversari in questo match. 3-0 il conto delle reti, 2-1, 2 falli per la Futsal Cesena, 1 per il Fenice Mestre, quello delle sanzioni arbitrali, un solo ammonito per il momento, Barnaba Bui. E squadre ora richiamate in campo. Per quanto riguarda il resto della giornata, domani scenderanno in campo l'MGM 2000 che ospita il Pordenone, il Saints Milano che ospitano l'LD, Atlante Grosseto, Olimpia Regium, Malcamprata Lecco, Rovereto, Vinumita di Petrarca, Dolomiti Energia Rovereto, Vinumita di Petrarca. Il Montegrappa ospita la Real Fabbrica di Roma. E calcio d'angolo, è corner per la Futsal Cesena, è Dentini sul pallone, fa il blocco piedi, arriva Hakimi, conclusione contrastata da Vailati, rimessa laterale per la squadra di casa in maglia oro. Va Dentini, si muove Traversari, va Hakimi, Ruzzere, contrasto e fallo di Hakimi, terzo fallo netto di Hakimi, che si è visto superare dal giocatore avversario, lo ha steso. In avanti proprio Ruzzene, di qua quest'altra parte per il neo entrato Giacomo Bellu, altro 2005, squadra con tantissimi giovani, un portiere che ha un 2007, Bui che è un titolare che ha un 2004. Ora si perde sul fondo l'azione del Mestre Felice, può andare Hakimi, se ne va Hakimi, però Vailati fa buona guardia. Ora attenzione, non passa la palla di Bellu, poi Hakimi esce con Aldo Lucchese, la Futsal Montalti la calcia via, poi chiama palla Masson, ma Zanotto parte piano con Vailati, palla sull'out destro, troppo out, e quindi rimessa laterale per la Futsal Cesena. In campo quindi Giacomo Bello che è un 2005, Barnaba Bui che è un 2004, anzi scusate, Ruzzene che è un 2005 e un portiere classe 2007 per Fenice Mestre. Esce invece il giovanissimo Ricky Traversari per la Futsal Cesena, fa il suo rientro in campo Cristian Gardelli quando sono 8:42 al termine. È ancora lunga il divario per la squadra di casa di 3 reti, è sicuramente positivo, però in questo sport con un tempo e mezzo da giocare 3 reti non sono affatto insormontabili come svantaggio. Attenzione, bello anticipato da Hakimi e poi l'arbitro fischia fallo a favore della Futsal. Credo che però sia un fallo di seconda per palla trattenuta. No, invece viene segnato un fallo, forse di mano a questo punto, commesso da Bellu.
Riparte la squadra di Osimani. Gardelli la mette giù, lo affronta Vailati, retrocede il pallone per Hakimi, palla troppo lunga per Lucchese. Ora Bui per Vailati, Masson ancora per Bui, poi non si intende con Masson. Rimessa laterale per il Mestre Fenice quando sembrava evidente il contrario, ma ci deve essere stato un tocco da parte di Hakimi. Ora Gardelli sul recupero di Lucchese, può andare Gardelli, calcia via il pallone Bellu. Rimessa laterale per la Futsal. Allora Lucchese, Hakimi la porta e la butta in avanti per Gardelli. Ora poco efficace la trama offensiva della Futsal. Il Mestre Fenice ci prova quantomeno a ridurre lo svantaggio. Bui dentro per Masson di prima, contrastato da Lucchese, poi Bellu contrastato da Pieri, non fischiano gli arbitri, protesta vivacemente la panchina ospite. Gli arbitri dicono che si può proseguire. Sette 15 è la conclusione. Montalti alza la testa, va a cercare Gardelli, anticipato da Vailati, poi torna in pressing su di lui, poi Pieri in contrasto su Bellu, rimessa laterale per la Futsal. Lucchese sulla palla, 7 minuti tondi al termine. Hakimi raddoppio su di lui, guadagna una rimessa laterale. Gardelli ora ruba un buon pallone, tenta di appoggiare per Lucchese, pallone esterno, può ripartire ora il Mestre Fenice ed ora c'è il fallo netto di Gardelli. Attenzione perché andiamo al quarto fallo per la squadra di casa, 6:43 dal termine. Rischio tiro libero per la Futsal Cesena. Controlla ora il pallone Montalti. 4 falli commessi dai padroni di casa con 6 minuti e passa da giocare. Mentre ricomincia ora Lucchese per Pieri, su di lui Bellu, calcia via il pallone Pieri, efficace ora il pressing avanzato del Mestre Fenice che da qualche minuto praticamente ha sterilizzato le azioni d'attacco dei padroni di casa. Ora Castiglio rientrato in campo, poi calcia Crescenzo, pallone respinto da Gardelli. Si riparte sempre con Zanotto, lungo l'anticipo di Pieri, poi Gardelli, prova ad andarsene Gardelli, cerca la conclusione Zanotto sul primo palo. Si salva in corner il numero 12, estremo difensore del Mestre Fenice, sulla conclusione di Gardelli. Prima conclusione dopo diversi minuti, ora sbaglia lo schema la Futsal Cesena, parte Bellu, è bravo Gardelli in diagonale a coprire il cambio di gioco di Bellu che cercava il pallone dalla parte opposta per Bui. Ora Gardelli ancora in anticipo, la conclusione da lontanissimo, non preoccupa Zanotto.
6 minuti esatti alla fine, il pallone avanti di Bui, Castiglio ha fatto un movimento al contrario, quindi nulla di fatto, va Dentini, va a cercare Traversari, appena entrato passa il pallone, Traversari, l'uscita di Zanotto, numero di Ricky Traversari che con una finta non so quanto voluta comunque ha fatto passare il pallone tra le gambe dell'avversario, poi ha cercato la conclusione come quella di Hakimi. Adesso Zanotto ancora pronto, poi Crescenzo per Castiglio in posizione di pivot all'indietro, può gestire il pallone Bui, Uenu, serie di finte, cerca un compagno, trova Castiglio, ancora Bui, contrastato da Traversari, si accentra Bui, su di lui è bravo a raddoppiare Hakimi che gli porta via il pallone. Hakimi può andare per Dentini, subito per Traversari, un po' arretrato il pallone, poi Bui gli porta via la palla, se ne va Bui sulla destra, in due su di lui, lo ferma Hakimi. Lo ferma Hakimi, Bui va a cadere sulla panchina della Futsal Cesena, praticamente tra le braccia del secondo portiere Jacopo Pazzini. È rimessa laterale a 5-10 dalla fine, con il Mestre Fenice che manovra sempre con Bui, sempre su di lui Traversari, il contrasto tra i due, questa volta la vince il numero 14 della Futsal Cesena che guadagna la rimessa. Hakimi a calciare lungo nel nulla, può ripartire ora, 5 esatti al termine con Castiglio, la squadra ospite sempre sotto per 3-0 ancora. Bui, Crescenzo, Uenu, su di lui Pieri, gli porta via il pallone Pieri, poi fischiato fallo di mano a Pieri che nel cadere ha trattenuto il pallone evidentemente con la mano, ed è il quinto fallo per Cesena. Però ci sono le proteste della panchina di casa perché si riteneva che Uenu avesse spinto Pieri, poi protestano anche quelli del Mestre Fenice perché reclamano probabilmente l'ammonizione per Pieri. Alla fine non è contento nessuno, ma è quinto fallo per la Futsal Cesena, con Bui che cerca Uenu, si gira Uenu, non trova lo spazio, all'indietro Crescenzo, la conclusione a lato. Hakimi ora, Pieri a memoria per Traversari, all'indietro ancora per Pieri, Hakimi, in avanti Masson ora a cercare Uenu, Hakimi, Dentini la calcia direttamente verso la panchina del Mestre Fenice. 4-16 alla fine, attenzione al quinto fallo per la Futsal Cesena. Mestre Fenice che dovrebbe cercare e trova infatti Uenu che sbaglia praticamente il primo controllo della partita, palla non facile, le ha sempre messe giù tutte. Dentini dall'altra parte per Hakimi, pallone direttamente in fallo laterale. Dentini per un attimo in contrasto, ruba il pallone per Traversari, Dentini la conclusione con il braccio sinistro.
Zanotto la mette in calcio d'angolo. Ancora una grande occasione per la Futsal, l'angolo sul secondo palo, la tocca Ruzzene, no, non la tocca nessuno e quindi è rimessa laterale per il Mestre Fenice, con ancora Ruzzene, poi all'indietro per Zanotto che alza la testa, va a cercare sempre il numero 8, compagno di squadra, palla lunga, 3:30 alla fine. Montalti non sa chi darla, la deve buttare via perché il tempo passa. Giocati tutti e due i time out per entrambe le formazioni. Ora UNU, Pieri se la trova lì, poi serve Dentini attaccato, Hakimi la butta in avanti, Traversari non ci può arrivare. Ruzzene ancora, scarica per Masson, lo scambio tra i due, poi Dentini, poi ancora Hakimi, scivolata, poi il fallo di UNU e il giallo. Fallo e giallo, terzo fallo per UNU e secondo cartellino giallo per il Mestre Fenice. Falli a 3 minuti dalla fine, 5 per la Futsal Cesena, 3 per il Fenice Mestre. Gardelli, palla troppo fuori. Riparte ora Vailati, lo scambio con Capitan Masson. UNU venuto a centrocampo, prendere palla, cerca un compagno, trova Vailati. Ruzzene ancora su Gardelli, palla dentro, UNU, lo scambio con Ruzzene che era andato dentro a dettare il passaggio. Ora Hakimi, Pieri, pallone lungo a cercare Dentini e deve uscire Zanotto con le mani per anticipare il numero 7 della Futsal Cesena, che si era trovato ancora libero senza marcatura. Si è trovato spesso libero di giocare Dentini sulla banda destra, anche qui era sfuggito alla guardia del Mestre Fenice. Ora Hakimi, conclusione direttamente su UNU, reclamava il cambio di gioco Dentini. 2:33 al termine della prima frazione. Dentini, attenzione, Ruzzene può partire, Ruzzene, il tocco di Montalti se non andiamo errati, palla in calcio d'angolo, velocissimo il numero 8 del Mestre Fenice, ha rubato palla a Dentini nel contrasto e è partito, è arrivato dritto fino al limite dell'area. Attenzione, il pallone lì, Gardelli conclude da lontano. Ancora Mestre Fenice, il pressing alto sulla tre quarti della Futsal. Masson su Gardelli, Masson la fa passare, UNU su di lui, Pieri, la palla rimane lì, Gardelli cerca di uscire, poi ancora Ruzzene, la palla passa, poi c'è Hakimi che può partire, ancora buona la palla però è Vailati, ora su di lui Gardelli, non fischia nessuno e va in contropiede la Futsal. Attenzione Dentini, Hakimi, Dentini, palla troppo lunga. C'è stato un contrasto al limite dell'area, Gardelli è andato su UNU se non sbaglio, sul contrasto sono finiti a terra entrambi, sarebbe stato il sesto fallo e quindi il Mestre Fenice, la panchina del Mestre Fenice si è arrabbiata parecchio, si è alzato un cartellino anche per un uomo dello staff tecnico e temperatura che si alza, che si scalda molto contro
contrastata, diciamo, questa decisione degli arbitri. Si sa che quando si arriva al quinto fallo ogni decisione degli arbitri è sempre in bilico. Attenzione ora, Masson per Ruzene, passa il pallone. Non ci arriva il numero 8 del Mestre Fenice. 1:19 alla fine, rientrano in campo Pasolini e Traversari, dall'altra parte Ruzene, Uenu, Masson e Vailati, Nicolò Vailati. Pasolini la butta in avanti, Gardelli la mette giù, la mantiene in campo, Gardelli all'indietro per Traversari, Traversari ancora, passa Traversari, Gardelli la difende, arriva Pasolini, Traversari, troppo lungo il pallone, era bella l'idea di Pasolini, questa volta però Zanotto ha capito tutto. Uenu subito di prima, troppo lungo per il compagno, meno di un minuto effettivo, 54 secondi, la Futsal farà di tutto per andare al riposo con un vantaggio di 3 reti. Non è d'accordo Ruzene che chiama Montalti, ha una bella parata, attenzione subito la conclusione di nuovo di Ruzene, arriva Gardelli, grande conclusione del numero 8, nettamente il migliore dei suoi, praticamente l'80% delle occasioni sono passate dal numero 8 del Mestre Fenice, che riceve palla ancora, però Gardelli in anticipo cerca un improbabile pallonetto dalla distanza, ma ha scaldato le mani di Montalti con un missile scagliato dai 10 metri. Il numero 8 del Mestre Fenice ancora su di lui, Pieri, che riesce a conservare il pallone per la rimessa dal fondo di Montalti. Pallone lungo per tutti, ha le ultime chance in questo primo tempo il Mestre Fenice con Masson, 24 secondi, Masson su di lui Pasolini, perde la manina Masson, può andare in contropiede Gardelli, ne salta 2 Gardelli, subisce un fallo, non fischia nessuno, quindi Vailati, ancora Bui, 10 secondi sul secondo palo, Pieri, protesta Gardelli, però è ancora il Mestre Fenice che gioca il pallone con Vailati, 7 secondi, ancora rimessa laterale, adesso si becca il giallo per proteste Gardelli. Si lamenta anche Osimani, che dice al suo giocatore che doveva star zitto, ma purtroppo la tensione della partita, gli ultimi secondi del primo tempo, gioca sempre brutti scherzi. Attenzione, ultima chance per il Mestre Fenice, la conclusione, Montalti la tiene lì tra le gambe, fa passare il tempo, la calcia via, finisce il primo tempo, si va al riposo con il risultato di 3-0 per la Futsal Cesena. Facciamo finire la sirena solo per ricordare i marcatori. Achimi, Traversari per il Cesena, a tra poco per la seconda frazione. È un tormento, io non ho
Rieccoci collegati dal mini palazzetto di via Fausto Coppi Cesena, intitolato alla memoria di Paolo Paganelli. Sta per iniziare la seconda frazione in campo per la quinta giornata del girone A di Serie 2 Elite. Futsal Cesena e il Mestre Fenice stanno per procedere al calcio d'inizio i giocatori ospite in divisa arancione. Primo tempo che si è chiuso con la Futsal Cesena in vantaggio per 3-0. Le reti in sequenza di Hakimi e la doppietta di Traversari hanno portato la squadra di casa in avanti per 3 lunghezze, ma il Mestre Fenice non ha affatto demeritato. Squadra veneta che quantomeno meritava una rete a suo favore, se non più. Un palo colpito, almeno 3 grandi interventi di Montalti su un intervento clamoroso con la conclusione di Ruzzene a botta sicura. La parata di Montalti ha fatto scaturire un contropiede che ha portato alla terza segnatura della Futsal Cesena, quindi mentre ha fischiato il calcio d'inizio della ripresa l'arbitro, ricordiamo che davvero in un secondo il risultato, che poteva diventare di 2-1, si è tramutato invece in un 3-0, quindi vantaggio al momento netto per la squadra di casa, ma c'è ancora tanta strada da correre. Dentini prova a cercare Gardelli, Vailati parte, percussione centrale su di lui Gardelli, non fischia l'arbitro, poi però Gardelli non si intende con Hakimi, quindi attenzione, ancora può andare Barnababui a battere la rimessa laterale per il Mestre Fenice. Uenu ora però non controlla, grande prova del numero 3 del Mestre Fenice, mentre viene chiamato all'opera l'inossidabile Roberto Tonetti per dare un'asciugata al parquet. Appena 36 secondi di gioco, si ripartirà con una rimessa laterale proprio di fronte alla panchina del Mestre Fenice. Dentini lascia ad Hakimi, conclusione proprio su Dentini, pallone che si alza, ci arriva tranquillamente Zanotto, protesta ancora la panchina ospite. Contrasto su Mazzon che è finito a terra, poi Hakimi, attenzione, Uenu, conclusione, rete. La rete del Mestre Fenice con Uenu e subito va in gora la prima azione. La squadra ospite che accorcia immediatamente le distanze, adesso è tutta un'altra partita, lo era anche prima a dire il vero, ma Hakimi ha perso palla, ha cercato l'appoggio, è stato contrastato da un avversario, il pallone è arrivato a Carlo Uenu che non se l'è fatto ripetere, ha concluso. Montalti ha toccato il pallone ma la sfera è comunque, si è infilata in rete, quindi cambia il risultato. Poi adesso in avanti di nuovo la Futsal, Dentini, conclusione a lato di pochissimo. La risposta immediata della Futsal Cesena. Uenu tra 2, viene fuori il pallone però lo conquista Gardelli, serve Dentini, Dentini ancora, litiga con la sfera e regala la rimessa laterale al Mestre Fenice. Poi viene fischiato un cambio di rimessa a Vailati, quindi posizione d'attacco ora per il Futsal Cesena con Dentini. Hakimi, conclusione alta. Sono ripartiti praticamente con gli stessi quintetti del primo tempo, gli stessi quintetti che hanno iniziato il primo tempo le due squadre. Ora Mazzon, su di lui Dentini, lo ferma in fallo laterale. Bui che chiede più spazio al compagno per servirlo. Uenu, palla dentro, ci arriva Dentini, ci arriva anche
Gardelli che la mantiene in campo, poi Pieri a cercare dentro, Gardelli, conclusione, rete, e si è fatto sorprendere Zanotto. La conclusione da parte di Gardelli, bella palla imbucata da Hakimi, Gardelli l'ha fatta scorrere, ha calciato raso terra sul primo palo e si è fatto tradire il portiere del Mestre Fenice dalla traiettoria del pallone, forse se l'aspettava più interna, più sul primo palo, praticamente l'ha deviata in porta Zanotto e quindi cambia ancora il risultato. 4-1 ora, ma mancano 18 minuti. Dentini può servire Gardelli, la conclusione alta, poteva essere il colpo, non dico del KO, ma comunque una soluzione importante. Gardelli, ancora la conclusione, Dentini, Zanotto la respinge, ancora Gardelli, spalla alla porta, su di lui Masson, Gardelli si gira, contrastato, palla in fallo laterale. Successo di tutto, 2 minuti e 10 di partita ed è successo veramente di tutto. La rete del 4-1 del Cesena, poi la conclusione da ottima posizione sempre di Gardelli, l'autore del 4-1. E adesso però è Euenu in avanti, alza la mira, quindi il secondo tempo che è iniziato con 2 reti nello spazio di un paio di minuti effettivi, quindi c'è da divertirsi anche in questa ripresa. 4-1 ora il risultato. Hakimi alza la testa a cercare Gardelli, va ai lati in anticipo, non la tocca e quindi può battere una rimessa laterale il Mestre Fenice. Scende Masson a batterla, Masson ancora a cercare, morbido per Castiglio, Castiglio su di lui, Pieri, attenzione, occasionissima di Vailati, lo scambio ravvicinato con Castiglio, da un passo Vailati, aveva chiuso lo specchio Montalti, ma la posizione dalla quale ha concluso Vailati era molto invitante, praticamente all'altezza del dischetto, forse anche un po' più avanti, quindi nemmeno 3 minuti di gioco, 2 reti, occasioni da entrambe le parti. Ancora Castiglio, ancora la sponda, lo butta giù Pieri, l'arbitro fischia fallo. Attenzione, cerca la battuta immediata Castiglio, l'arbitro ferma tutto. Primo fallo del secondo tempo, fischiato ai danni della Futsal Cesena, che aveva finito la prima frazione con il quinto fallo. Anche alcune proteste per un paio di mancati fischi da parte della panchina ospite. Vediamo ora il calcio di punizione, attenzione, posizione leggermente defilata sulla destra, va Ruzzene assieme a Masson, parte il numero 8, conclusione toccata da Hakimi in barriera e quindi sarà calcio d'angolo per gli ospiti. Partita tutt'altro che conclusa, attenzione, vai lati, deviazione, poi Pieri, protesta ancora Ruzzene per un contrasto su di lui, poi Dentini in anticipo, Traversari appena entrato, Traversari contro 3, Traversari tenta di andare, poi la palla finisce in fallo laterale, ancora proteste da parte degli ospiti. Si riparte però, 16:40, c'è ancora una vita da giocare, attenzione Castiglio si defila, poi va a cercare la palla dentro, respinge Pieri in rimessa laterale. Serie infinita di bambini della scuola calcio della Futsal Cesena che corre avanti e indietro per la tribuna, mentre in campo è il Mestre Fenice ora sempre in attacco. Pallone all'indietro, ora
Vailati cerca lo scambio, Ruzene, bravo Dentini a sporcare il pallone e poi il tocco di Dentini, l'arbitro vede un fallo, forse questo era il meno fallo di tutte le azioni contestate fino adesso. Fatto sta che è il secondo fallo per la Futsal Cesena, irremovibile l'arbitro, ed è di nuovo calcio di punizione da posizione centralissima. Ruzene praticamente all'altezza, diciamo più indietro dei 10 metri, anche sui 15 metri dalla porta di Montalti. C'è Vailati sulla linea di porta, Castiglio che si muove, poi Mazzon, conclusione, scheggia la traversa Mazzon. Bella conclusione di Mazzon. Non ci poteva fare nulla Montalti su questo calcio piazzato del capitano del Mestre Fenice, che riceve ancora palla, la butta sul secondo palo, tiro però sul quale non può arrivare nessuno. Castiglio in posizione di pivot sta giocando un sacco di palloni, veramente difficilissimo difendere sui due pivot del Mestre Fenice, Uenu ma anche Castiglio, insomma la difende, la mette giù, la gioca ai compagni. Ancora il Mestre Fenice con Bui, su di lui Achimi, Bui, poi palla in banda a sinistra che rimane in campo. 15:45 alla fine. Tra l'altro c'è una curiosità, le due squadre seppur siano separate in classifica da 6 punti, Futsal a quota 7 punti, Mestre ultimo con il Rovereto con un punto solo, in realtà l'attacco del Mestre Fenice ha segnato fino a prima di questa giornata 14 reti contro le 13 della Futsal Cesena, quindi molto efficace l'attacco del Mestre Fenice. Diverso il discorso sui gol subiti, perché ben 20 le rete subite in 4 partite dalla squadra veneta contro le 10 della compagine bianconera. Fischiato ora un fallo, il primo del secondo tempo al Mestre Fenice, fallo su Ricky Traversari, quindi è calcio piazzato. Andrà Youssef Hakimi a battere questo pallone, conclusione sul secondo palo, non può arrivarci Traversari, su di lui la guardia di Barnaba Bui, quindi si riparte ancora per il Mestre Fenice con Castiglio, la gioca sempre indietro, la ricicla per Bui, poi ancora Bui, attenzione su di lui Traversari, Bui ha spazio ora sulla sinistra, interviene Hakimi, gliela sporca, Pasolini perde la maniglia, perde palla la Futsal Cesena, Castiglio sul destro, Pieri c'è, non si arrende il Mestre Fenice, 3 gol di svantaggio ma 15 minuti da giocare, che sono tantissimi. Castiglio ancora, poi Traversari esce dalla barriera, va in contrasto su Crescenzo che adesso la alza a cercare Castiglio con le buone o con le cattive. Hakimi va in anticipo, attenzione però che Castiglio rimane a terra sul contrasto. Ha subito un colpo al fianco o al gomito. Pallone fermo, quindi si riprenderà con una rimessa laterale in fase d'attacco per il Mestre Fenice. È andato a terra pesantemente sul contrasto Castiglio, che ora però si riprende e si riparte con Bui che lo va a cercare, non trattiene però la sfera ora Castiglio. Pieri, lo scambio con Pasolini, ha spazio Pasolini, può alzare la testa il capitano, cercare Hakimi, rimessa laterale,
pallone è uscito, riparte Ruzzene, poi Bui, poi Crescenzo. Ancora di prima la giocata del Fenice Mestre, che ha una grandissima capacità tecnica, scambi molto rapidi a due e anche a un tocco solo per i giocatori in maglia arancione, che davvero sbagliano a volte solo di poco la misura dei passaggi. Anche qui subito di prima a cercare il compagno Castiglio, ora va a cercare l'inserimento di Crescenzo che cercava palla prima, sempre in banda destra la fase offensiva del Mestre Fenice. Castiglio, lo scambio con Crescenzo di prima, attenzione Ruzzene va a cercare il compagno che non si era inserito. Giocano spesso a memoria senza nemmeno guardarsi i giocatori di Landi e confermano il fatto che a livello offensivo sono molto ma molto pericolosi. Dentini ora a cercare lungo per Gardelli, da qualche minuto è il Mestre Fenice a fare la partita. Ha un po' tirato i remi in barca ora la Futsal Cesena. Uenu tenta la conclusione, trova Dentini. Osimani dice di alzare ancora di più la pressione, di lasciare ancora meno spazio agli avversari. Gardelli ora interpreta bene la diagonale, può far giocare questo pallone a Pieri, che la gioca a Montalti, che cerca ancora Gardelli, poi Bui di testa, poi Pieri la mette giù per Dentini che cerca ancora Gardelli. Gardelli che difende palla, la retrocede per Pieri. Traversari, può andare Traversari, si accentra, poi Dentini la rimedia, ma attenzione Ruzzene ruba il pallone e fischia il terzo fallo alla Futsal Cesena l'arbitro. Sembrava aver riconquistata Dentini, se l'è allungata troppo. Di nuovo calcio piazzato da lontano per Bui che la gioca immediatamente per Crescenzo. Uenu, serie di finte, conclusione, trova Montalti. Montalti che va a cercare Gardelli, palla lunghissima per tutti. Ha toccato il tetto, anzi a dire il vero il sostegno del canestro che è ripiegato sul tetto del mini palazzetto e può ripartire quindi ancora il Mestre Fenice. 13 minuti scarsi al termine. Ruzzene per un attimo lo contrasta Traversari, difficilissimo giocare contro il numero 8 quando ti punta. Eccolo ancora, serie di finte, poi è bravo Gardelli a capire tutto, può uscire Traversari, perde la maniglia Traversari, rimane in possesso Gardelli, ma poi il pallone finisce tra le braccia di Zanotto. Uenu alza la testa, Dentini capisce tutto, parte Dentini, si ferma, poi gioca la palla a Pieri all'indietro, cerca Montalti, alza il pallone Montalti, la palla è lì, Zanotto in qualche modo. 8 minuti al termine, anzi 8 minuti passati, 12 al termine. Dentini, la ruba ancora Dentini, può andare Gardelli, Dentini, su di lui Crescenzo. Sta giocando molto di contropiede ora la Futsal Cesena dopo aver siglato il 4-1 con Gardelli dopo 1 minuto e 40. Nemmeno un minuto dall'inizio c'era stato la rete di Uenu che aveva accorciato le distanze. Ora è il Mestre Fenice che sta cercando di fare la partita. Gardelli deve mettere giù un pallone difficilissimo e ancora la squadra ospite ora che comanda il gioco. Mazzon, Bui, Crescenzo, attenzione Gardelli, poi Traversari, ancora Traversari, danza sul pallone, prova ad andare a defilarsi, palla dentro, Dentini colpisce il palo.
conclusione di Traversari, sulla quale Zanotto non è stato precisissimo. Attenzione, Traversari con questa palla, Traversari, la tripletta per Ricky Traversari e 5-1 per la Futsal Cesena. Disastro del Mestre Fenice, che ha perso un pallone sanguinoso sulla metà campo, e Traversari si è involato completamente solo verso Zanotto. Riparte ancora da metà campo il Mestre Fenice, ma ora il passivo si allarga per la squadra ospite. 5-1 per la Futsal Cesena, 11 dal termine. C'è ancora tanto, ma sono 4 ora le reti e adesso c'è anche questa ennesima incomprensione. Un po' colpiti probabilmente nell'animo i giocatori del Mestre Fenice. Ora si disuniscono e concedono ancora una rimessa in zona offensiva per la Futsal Cesena. Dentini per Traversari, scatenato il 2005 bianconero, che conquista ancora il pallone, cerca Dentini, Vailati ci mette la punta dello scarpino e la mette in fallo laterale. Scatenato Ricky Traversari, tripletta per lui oggi, la lascia passare ad Hakimi, le finte del numero 9, Hakimi, su di lui Vailati, poi se la porta in fallo laterale il numero 9, bisticcia un po' con Vailati, l'arbitro si mette in mezzo ai due. Time out fischiato dalla panchina ospite. (10:35 al termine, viene chiamato time out dalla panchina del Mestre Fenice. Noi con la collaborazione tecnica di Cristian Chiarabini vi ricordiamo il risultato di 5-1 per la Futsal Cesena sul Mestre Fenice. Primo tempo che si era concluso sul 3-0, poi sono arrivate in sequenza la rete del 3-1 di UNU per il Mestre Fenice, la rete del 4-1 di Gardelli e poi poco fa il quinto gol di Ricky Traversari, che è andato a siglare la personalissima tripletta. Vantaggio al momento rassicurante per la Futsal Cesena, ma il Mestre Fenice, oltre alla rete di UNU, aveva creato altre 2 importanti occasioni. Ha colpito una traversa su calcio piazzato, calciato da Capitan Mazzon, e quindi ancora tutto da giocare questo secondo tempo. 3 i falli commessi dalla Futsal, 1 solo quello per gli ospiti. Bui sul pallone per la ripresa del gioco, con la novità del portiere di movimento. È stato Capitan Mazzon a indossare, se non vado errato, la maglia del portiere, quindi si gioca la carta del portiere di movimento per rimediare al passivo di 4 reti il Mestre Fenice. Ora attenzione, non comodo questo pallone per Vailati, che però salta secco Gardelli, che lo mette giù, ed è quarto fallo per la Futsal a 10 minuti da correre. Si prosegue ora. UNU, Capitan Mazzon ad aver indossato la maglia del portiere. Ora Mestre Fenice che gioca la palla con tocchi a 1 o 2 tempi al massimo, per cercare di trovare lo spiraglio giusto nel castello difensivo disegnato da Osimani, con Hakimi e Dentini sulle fasce. Poi attenzione, la rete della Fenice Mestre. 9:41 al termine, subito efficace la giocata del portiere di movimento, con Ruzzene che è andato a siglare
la rete del 5-2. Attenzione ora, Gardelli in avanti, Bui su di lui, Dentini gliela ruba, Dentini subisce fallo da Bui. Secondo fallo ora per il Mestre Fenice. Bui ha steso Dentini che gli aveva rubato palla. Ora Hakimi sul pallone corto per Dentini, la finta, la conclusione troppo strozzata. Bui, Vailati, Bui dentro a cercare UNU, deve tenere altissimo il pressing ora la Futsal Cesena per evitare che i giocatori ospiti possano andare nuovamente a giocarsi la carta del portiere. Attenzione, Dentini provvidenziale in scivolata perché Vailati si era involato. Dentini ancora cerca il compagno, poi mantiene il possesso del pallone, non riesce a servire Hakimi. Era un buon contropiede questo della Futsal Cesena. Ora attenzione, di nuovo portiere di movimento per il Mestre Fenice con UNU. 8:40 al termine, Bui, Mazzon appunto che riceve palla, si ricomincia, 5-2 il risultato, 3 gol da recuperare per la squadra ospite. Vailati fuori, UNU, si muove Ruzzene, scambia con Vailati, ancora Bui, poi Mazzon, Bui ancora, sul fondo Bui, Pieri la mette in calcio d'angolo. Vailati, ora Mazzon da questa parte per Bui, ancora muove il Mestre Fenice, 8 minuti, è ancora lunghissima. Bui, Ruzzene, ancora Bui, attenzione UNU, da lui è partito l'assist per il gol del 5-2. UNU, ora Mazzon che si è spostato da quest'altra parte, Mazzon ancora, poi lascia Vailati, la finta, Bui, conclusione sul fondo. Non è andato UNU a chiudere sul secondo palo. Ora 7:28 alla fine con Montalti. La gioca corta per Hakimi, attenzione, il pallone rimane lì, salta Hakimi, poi Ruzzene di punta, la palla esce di un soffio. Occasione per il Mestre Fenice, mentre Gardelli ora viene clamorosamente trattenuto, gli arbitri non fischiano. E questa però era trattenuta abbastanza evidente, era andato via Gardelli, si è allungata la maglia. Ora può giocare ancora in fase d'attacco il Mestre Fenice. La conclusione strozzata di UNU la rimette in avanti Montalti, ma è calcio d'angolo. 7 minuti, 6:59 per la precisione nel crono effettivo. Si ripartirà da un'azione di corner per la squadra ospite. Carlo UNU sulla palla, sull'angolino. Sempre Mazzon con la divisa del portiere per sfruttare l'uomo in più in attacco. UNU all'indietro ancora. Va in posizione di pivot UNU, poi si sposta ancora in banda. Attenzione UNU ancora dopo la conclusione da parte di Ruzzene che ha calciato al volo ma l'ha messa alta. Era da buona posizione ma non facile da gestire quel pallone.
6:30 alla fine. Ancora Mazzon, va a terra e viene fischiato fallo ad Hakimi e cartellino giallo. Va a terra Bui con un pochino di ritardo, l'arbitro ci ha pensato un po', poi ha fischiato il quinto fallo. A Youssef Hakimi, secondo ammonito per la Futsal Cesena, 2 anche gli ammoniti per il Mestre Fenice, ed è ora una punizione interessante, un passo fuori dall'area per la squadra ospite con 6:22 ancora da giocare. Uenu e Bui sul pallone, un destro, un sinistro, Bui, conclusione respinta. Sempre col portiere di movimento il Mestre Fenice, Bui, poco più di 6 minuti alla fine. Uenu la mette ancora fuori, cerca di attrarre sulla palla Vailati la difesa della Futsal, mentre ora c'è un fallo netto, è un giallo nettissimo, addirittura espulsione, perché con la maglia del portiere è inevitabile da regolamento. Ingenuo qui Capitan Mazzon, perché probabilmente si è dimenticato che era il portiere, ha rubato palla a Dentini, lo aveva superato, lui ha commesso fallo, ma essendo il portiere ed essendo fuori dalla porta è giudicato fallo da cartellino rosso. Quindi un nuovo colpo di scena. Al 14° minuto espulso Capitan Mazzon sul 5-2 per la Futsal Cesena, che avrà a questo punto 2 minuti a disposizione in superiorità numerica in 5 contro 4. A 3:57 potrà rientrare in campo il quinto uomo. In fase offensiva il Mestre Fenice, Mazzon con la divisa del portiere ha perso palla, è stato bravo, abile Dentini, che oggi obiettivamente ha rubato tantissimi palloni, a scippare la sfera al giocatore avversario, si è buttato in avanti, Mazzon ha fatto evidente ostruzione, ma come portiere dal giallo si è passati automaticamente al rosso. Hakimi ora dentro per Dentini, la parata di Zanotto, che è ora il Mestre Fenice che fa passare palla, attenzione a Dentini, supera e ruba palla Dentini, va alla conclusione Traversari, ancora in fase d'attacco la Futsal Cesena. Sono passati 40 secondi dal momento dell'espulsione, quindi ancora 1 minuto e 20 per la squadra bianconera, che obiettivamente non forza più di tanto i ritmi, perché obiettivamente la squadra di Osimani potrebbe andare bene anche far passare questi 2 minuti. Traversari ora, vedete, gioca all'indietro il pallone per far muovere gli avversari e far trascorrere il tempo, perché guadagnerebbe 2 minuti fondamentali. Ora Hakimi, Dentini cerca Traversari, poi sul contrasto prende una botta, non c'è fallo, è caduto Vailati su di lui,
nel contrasto, sarà rimessa laterale. Rimessa laterale per il Mestre Fenice, 4:39 alla fine. Ancora un minuto scarso di superiorità numerica. Vedete che anche UNU cerca di far passare i secondi, trattenendo il pallone. Gli ruba Dentini, attenzione, la conclusione di Traversari. È poker per Ricky Traversari. Fantastico Ciccio Dentini, ha capito le intenzioni, è andato sul fondo, ha rubato palla a UNU, l'ha messa dietro dove è arrivato Ricky Traversari, l'ha controllata, ha concluso 6-2, ora il risultato a 4:30 dal termine. E fa il suo esordio in campo in questo campionato il numero 2 Enrico Zandoli, veterano della Futsal Cesena, finalmente in campo dopo un intervento subito quest'estate, la riabilitazione necessaria, ora può rivedere in campo questa pedina importantissima per la Futsal Cesena, giocatore dal rendimento difensivo elevatissimo. Eccolo qua subito a litigare con Castiglio. Quindi è cambiato ancora il risultato, 6-2 avanti la Futsal Cesena. In un momento in cui era in superiorità numerica la squadra di Osimani, UNU ha cercato di tenere palla sulla linea di fondo, è stato bravissimo Francesco Dentini a scippare il pallone, a metterlo dietro, poi Traversari. Attenzione, ora Gardelli va a cercare ancora Dentini. Efficacissimi i ragazzi di Osimani oggi davanti, però sempre molto attenti in pressione sugli avversari, a cercare la palla, a riciclarla. Fuori ora il pallone per Pieri, la conclusione e la palla è entrata. E ancora Zanotto un po' incerto su questa conclusione da fuori di Pieri. Aveva il pallone tra le mani, gli è sfuggito ed è il 7-2 per Cesena. 16 minuti trascorsi nel secondo tempo, va addirittura a 7 lo score della Futsal Cesena. 3:42 adesso per il Mestre Fenice, si fa veramente veramente dura. 5 le reti di distacco. Futsal Cesena che, a parte la prima partita in casa dove non ha segnato nemmeno una rete contro la Vinumita di Padova, e poi nelle successive 2 partite casalinghe fino a questo momento è arrivata a segnare 13 reti, 6 in casa nel derby contro l'Olimpia Regium, 7 fino a questo momento in questo match. 7-2 il risultato, 3 alla fine. Ora Mestre Fenice che ci prova ancora. Zandoli ora conquista palla, la cede a Traversari, si ferma l'autore del poker odierno Ricky Traversari, 4 reti messe a segno oggi, protagonista assoluto, giocatore nato e cresciuto nelle giovanili della Futsal Cesena, che sta avendo un inizio di campionato eccezionale. Ora contrasto tra Dentini e Castiglio, sembra aver avuto la peggio Dentini, che si lamenta tantissimo. (2:40 al termine). Sembra aver messo male la caviglia il numero 7 della Futsal Cesena. Deve uscire dal campo scortato dal medico dottor Zambianchi e dallo storico fisioterapista Ponti.
entra al suo posto Pieri, che si era appena seduto in panchina. Diamo uno sguardo alla prossima giornata, quando la Futsal Cesena sarà di scena sabato pomeriggio in quel di Pordenone, mentre per il Mestre Fenice partita in casa contro il Maccan Prata, 2:30 al termine. Ha fatto il suo ingresso in campo anche nel 2007 Federico Franzoi per il Mestre Fenice. Ancora Castiglio, su di lui Zandoli, Castiglio fuori per Bellu, su di lui Traversari, all'indietro per Crescenzo. Franzoi ora, meno di 2 minuti al termine, 7-2 per la Futsal Cesena. Crescenzo ora, Zandoli che si arrangia su Castiglio, praticamente, e ritorna in campo Aldo Lucchese. Pieri, Pasolini lascia scorrere per non rischiare ulteriori guai. Crescenzo, su di lui Lucchese, conquista palla, ruba palla Lucchese, lo scambio con Traversari, pallone leggermente troppo lungo, subito efficace il suo ingresso in campo. Lucchese, anche lui, tante stagioni con la maglia bianconera. Castiglio ora, su di lui Pieri, ancora Castiglio, quinto fallo sempre per la Futsal Cesena. Poi passa questo pallone, Bellu non ci può arrivare ed è aria di esordio per Lorenzo Ferri, classe 2001, prima stagione alla Futsal Cesena e primo ingresso in campo, se non andiamo errati, in questo campionato per il numero 18, al quale Osimani dà questa chance, questo minuto abbondante in campo. Crescenzo ancora, Bellu, Castiglio, palla dentro, Traversari in anticipo, Traversari può andare, Traversari tra due, Ferri per Traversari, conclusione, ha rischiato di fare il quinto gol personale Ricky Traversari, grande azione. Bellissimo contropiede orchestrato dalla Futsal. Ormai però la partita si avvia alla conclusione, 40 secondi al termine, 7-2 il risultato. Bellu, Montalti in uscita, nega anche questa occasione. Traversari per Lucchese, pallone leggermente troppo lungo. 30 secondi alla fine, la Futsal Cesena prosegue il cammino positivo, 4 risultati utili consecutivi, 10 punti in saccoccia in queste prime 5 partite. E quindi una posizione di classifica sempre molto importante per la squadra di Osimani, anche se chiaramente siamo ancora all'inizio e c'è ancora tanta strada da correre. Finisce qui il match, ringraziamo per la collaborazione tecnica Cristian Carabini. La Futsal Cesena batte il Mestre Felice per 7-2. A voi tutti amici, buon futsal e arrivederci al prossimo match.